Molti di voi hanno visto il dibattito Arnone-Pennica. Totò Pennica che mi invitava a ritirarmi dalla campagna elettorale perché vi è una inchiesta strampalata, molto strampalata, contro di me. E poi mi invitava a ritirare dalla nomina di assessore la dottoressa Cinzia Schinelli, una donna di grandissimo pregio. Bene, la prima risposta a Totò Pennica l'abbiamo data. Ieri abbiamo ottenuto l'assoluzione con formula piena di Cinzia Schinelli. Si è confermato quello che dicevo io, cioè che Cinzia Schinelli è una dirigente di grandissime qualità e di autentica abnegazione per l'impegno e il lavoro per questa città. La Schinelli ieri in tribunale, interrogata dal giudice, ha reso un'autentica lezione di principi di buona amministrazione al servizio dei cittadini. Totò Pennica in pari, ma adesso voglio approfondire un tema che mi sta estremamente a cuore e che approfondiremo ancora nei prossimi giorni. Questo è un luogo simbolo, l'immondizia attorno ai grandi manifesti elettorali di Totò Pennica e Marco Zambuto, anzi di Angelino Alfano e Michele Cimino, sponsor di Totò Pennica con il loro Popolo della Libertà, e di Marco Zambuto. Costoro sono i responsabili dello scempio e dello scandalo di Agrigento in continuazione invasa dall'immondizia. Il Popolo della Libertà di Totò Pennica è il partito che con Aldo Piazza si inventò persino la immonda sceneggiata della terza rata, provocando l'enorme buco di disavanzo dell'ATO con il mancato pagamento delle rate. Poi vi era Marco Zambuto, con la storia che lo ha fortemente contrapposto a me, le 43 assunzioni in più con in testa il signor Guido Basile, che Zambuto insensatamente e provocando una spesa totalmente dannosa per i bilanci degli agrigentini, ha voluto nell'anno 2008 assunzioni clientelari eccessive, non utili in una città che oggi è letteralmente alla sarda. Su questo io sfido Zambuto e Pennica a parlare di come occorre gestire la vicenda della nettezza urbana e del lato nella città di Agrigento. Non è più il caso di parlare da soli, venite a confrontarvi sui problemi con chi è effettivamente in grado di voltare pagina, con una giunta nuova composta da donne in gamba come la dottoressa Cinzia Schinelli.